Di rocce come queste è piena la Sardegna, basterebbe pensare, non so, alla roccia di Capodorso per esempio, che appunto sul promontorio vicino a Palau sta come un orso a guardare la Maddalena. Però questa è una roccia tutta particolare perché è la casa di Jacques Couel. Se ancora qualche traccia di muro è visibile è solo perché la casa non è finita. Quando sarà finita qui non si vedrà assolutamente nessuna traccia di intervento umano. Eppure qui tutto quello che voi vedete è fatto dall'uomo, sempre dall'intelligenza, dal gusto di un uomo che non ama definirsi architetto, ma piuttosto scultore. Eccolo, Jacques Couel, uno degli architetti più famosi del mondo, l'autore di Castellarà, del Museo del Surrealismo, dell'Acropoli della Negritudine nell'isola di Gorée, di fronte a Dakar, di Cala di Volpe, qui sulla Costa Smeralda, l'anarchitetto, come lo ha chiamato Jacques Prévert. Monsieur Couel, com'è per voi la casa dell'uomo? C'est très simple, la maison de l'homme doit être une protection. È semplice, la casa dell'uomo deve essere una protezione. È quello che gli animali hanno sempre cercato. Io vorrei essere intelligente quanto un invertebrato, quanto un cane del deserto, un uccello. La casa è la protezione, come il ventre della madre. Non ci si pensa mai abbastanza. Ci troviamo nelle stesse condizioni di difesa di un animale. Un animale vuol vedere il nemico, noi vogliamo vedere il paesaggio. Noi ci proteggiamo come l'animale dai venti. Noi abbiamo bisogno di avere la sicurezza contro gli elementi naturali e contro il nemico. Contro les éléments naturels et contre l'ennemi. Alors, j'essaie de trouver, de capter toutes les vues. Allora io cerco di trovare, di captare ogni veduta possibile di una casa, di cercare tutti i lati positivi. Cerco di evitare tutti i lati negativi, che sono il vento, il nord, la cattiva esposizione. Alors, je suis obligé d'arriver à faire... Sono arrivato, anzi sono stato costretto a fare una specie di architettura integrata al luogo dove si trova. Questo mi ha permesso piano piano di arrivare ad un concetto di forma. L'uomo è un volume che si muove su di un piano che è la pianta dei piedi. Per la casa si è pensato solo alla pianta dei piedi, al volume, ai metri quadrati. Una casa non è questo. Va rapportata all'ampiezza dei gesti dell'uomo. Ciò mi ha portato ad una concezione di linea di architettura tutta diversa, che non ha nessun rapporto con le grotte, ma che integrandosi con il paesaggio finisce per far sparire la casa. Ça n'a aucun rapport avec des grottes, mais en s'intégrant dans le paysage, la maison finit par disparaître. Alors, c'est là où, si vous voulez, ce côté... È per questo che mi hanno chiamato architetto troglodite. L'architetto dei trogloditi. Lei allora può, diciamo, consigliarci un modo per salvare le coste italiane, che sono tante, sono belle, ma sono anche state in parte rovinate e potrebbero esserlo ancora più dall'invasione continua del cemento. Bien, n'est-ce pas, il y a une chose absolument terrible. C'è una cosa terribile che io chiamo la lebbra dell'architettura. Di quello che è stato distrutto non ne parliamo. C'est malheureusement presque fini. È purtroppo finito in tutto il Mediterraneo e soprattutto sulla costa francese e su quella italiana. Brutta architettura, speculazione, ma voi ancora avete posti che si sono conservati. Allora a qualsiasi prezzo, a costo di usare la più grande ferocia, bisogna salvarli.